every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues, they keep it tight. Everybody's dancing. Nuova puntata di Chiacchiere e Caffè, ben trovati su Telechiara. Come sempre nel nostro salotto si succedono gli ospiti e i temi, gli argomenti che trattiamo di giorno in giorno. Quest'oggi, in questa prima parte, ci occupiamo di terme e del comparto delle terme eugane, del settore delle terme eugane, e lo faremo con l'assessore al turismo del comune di Abano Terme, Claudio Benatelli, benvenuto, Buongiorno a buongiorno, tutti. e con Mauro Voltolina, invece presidente del consorzio Terme Eugane. Buongiorno. Benvenuti. Parliamo quindi di una realtà importante per il turismo della nostra regione, un territorio che riunisce molti comuni. Abano, Montegrotto sono i due comuni un po' più conosciuti, principali forse anche per chi non è proprio padovano, una realtà, quella termale, importante, ma che ha registrato anch'essa la crisi che stiamo attraversando. Allora, comincerei dall'assessore. Assessore, questo comparto turisticamente, quindi, come ha retto oppure accusato il colpo della crisi che ormai in questi ultimi 2 anni e mezzo, 3 stiamo attraversando? Beh, questo comparto è il comparto più grande d'Europa. Diciamo che le nostre terme appunto sono le vere terme più grandi d'Europa. Questo fa sì che noi abbiamo avvertito la crisi proprio per primi, cioè inizialmente abbiamo subito avvertito che qualcosa stava cambiando e che ci dovevamo darci da fare. Quello che abbiamo cercato appena stati eletti è stato quello di fare sinergie insieme al consorzio, insieme all'associazione albergatori, e quindi creare quella sinergia che molto spesso dà dei risultati. Quindi, mettendo insieme un po' tutte le nostre energie, abbiamo cercato di lavorare, di tirare su, diciamo così nel dialetto veneto, di darci una mano appunto a far crescere le nostre terme. Come amministrazione comunale siamo subito partiti a creare degli eventi, a creare delle situazioni dove ogni mese facevamo qualcosa e il turista poteva trovarsi a suo agio. Quindi abbiamo cominciato da queste iniziative, per poi, insieme appunto a tutta l'amministrazione comunale, andare avanti a quelle che sono le bellezze del nostro territorio, quindi cercare di a modernizzare un po' la nostra città e creare tutto quel benessere che l'ospite cerca quando viene in una città, quindi a partire dall'ospitalità con gli albergatori e offrendo dei prodotti buoni, dei prodotti del nostro territorio con i commercianti, e quindi appunto fare quell'arredamento, iniziare quell'attività di messe bene le nostre strade, messe bene i nostri marciapiedi. Quindi tutto un contorno che un poi contorno rilanci quello che è l'offerta di benessere e di turistica. salute che le terme notoriamente, insomma, danno. Quindi Esatto. una serie di eventi, ma anche di accoglienza al turista, che possa essere attratto principalmente magari dalle terme, quindi dall'offerta termale, ma poi anche da un contorno che trova nel territorio. Sì, una cosa importante da dire è che noi come amministrazioni comunali, come comuni, non abbiamo la titolarità della promozione, cioè la titolarità della promozione viene demandata ai consorzi, quindi oltre a non avere le risorse, perché purtroppo i comuni sono ridotti un po', diciamo un po' in tutto il territorio nazionale, i comuni hanno delle grosse difficoltà e quindi la titolarità proprio della promozione è data ai consorzi, quindi cerchiamo appunto di fare sinergia. Certamente, stiamo vedendo intanto delle immagini di promozione, proprio visto che stiamo parlando di quelle che sono le offerte turistiche e di servizio che dà appunto anche il consorzio Terme Eugane. Mauro Voltolina, presidente del consorzio, quindi il rapporto che c'è tra il consorzio, in questo caso il territorio e le amministrazioni, è importante anche in questa fase di rilancio che avete iniziato e che proprio lunedì prossimo, 5 novembre, avrà un po' il suo punto culmine
culmine con una sorta di confronto, di dibattito e di incontro anche di varie realtà, di vari competenti, autorevoli personaggi che si confronteranno sul rilancio del settore termale e in particolare dell'area territoriale delle terme. Ecco, quindi il rapporto tra consorzio e amministrazioni e territorio com'è anzitutto e come deve essere? Allora, fondamentale la cooperazione, il dialogo, che già ha prodotto molti frutti, soltanto in un anno, poco più di un anno di collaborazione, dal riassetto amministrativo, politico della città e tra l'altro dal riassetto interno alle categorie, non soltanto quelle delle associazioni, degli imprenditori, dei commercianti, ma proprio quelle del consorzio. Forse i più non sanno che il consorzio è compartecipato, quindi siede nel board del governo del territorio per la promozione, io direi per il marketing territoriale, di tutto il bacino euganeo, quindi non soltanto Abano, Montegrotto, ma Battaglia, Galzignano, Teolo, Torreglia, tutta l'area. quello che si definisce l'area termale euganea. Di fatto che cosa c'è? Che c'è l'amministrazione, ci sono rappresentanti dell'amministrazione pubblica, l'amministrazione dei commercianti e dell'industria. Insieme, tanto retorico quanto efficace, il concetto che si debba procedere. Quindi oggi si affronta la crisi perché all'insegna della novità, del nuovo, dell'innovazione. Ma in che senso? Il vero nuovo proviene dall'approccio che si deve avere a questa situazione di crisi. La situazione di crisi oggi produce incertezza ad ogni livello, a livello politico, a livello economico. Noi siamo abituati a far fronte ai mutamenti rapidi, repentini del mercato, ma oggi siamo di fronte ad una crisi che produce un cambiamento che è epocale, non fosse altro per il fatto che sarà continuo, quindi adattarsi al cambiamento continuo. Necessita per noi, di un cambio culturale. Di un cambio proprio, culturale. E i cambi culturali, credo di trovare tutti d'accordo che i cambi culturali sono i più graduali, più lenti, devono essere progressivi. Di fatto noi vogliamo risposte immediate. Allora, a che cosa possiamo opporre noi a una situazione di incertezza così elevata, così radicale? Progetti. Lavorare a dei progetti significa aver lavorato fino ad oggi per più di un anno a qualcosa che non è una semplice idea, perché a livello di idee veramente sono molte e stanno continuando a venire, ma già costruirle in progetti che siano più credibili possibili, che siano flessibili, nel senso che siano dinamici, proprio perché devono rivolgersi a una situazione estremamente dinamica, estremamente incerta, significa metterli insieme in quello che è stato chiamato un piano di rilancio, da più parti richiesto ormai, e non soltanto una navigazione a vista, ma sia i tavoli politici che i tavoli economici stanno richiedendo una strategia generale. E la strategia generale, il 5, si è deciso, ci siamo risolti a presentarla in modo assolutamente organico perché possa essere coinvolgente e condivisa. Quindi tutti gli attori responsabili del territorio a chiunque ne faccia parte. Le dirò che altro concetto fortissimo è proprio questo. Per noi crisi non significa soltanto la crisi globale, non significa soltanto misurarci in termini di, tanto moderno il concetto dello spread, come se noi avessimo uno spread turistico rispetto ai competitor. In realtà per noi significa operare una riflessione profonda su ciò che è territorio, destinazione turistica, quello che siamo, e quanto appeal abbiamo come hub terme di Abano e di Montegrotto, e cosa siamo, che tipo di prodotto abbiamo noi in questo momento. E di fatto la globalizzazione ha portato a porci di fronte a dei quesiti che sono assolutamente epocali per noi. Noi fino a poco tempo fa, quando sono cominciati i primi segnali deboli di cambiamento, eravamo effettivamente i più forti in termini di monoprodotto, ovvero la fangoterapia, la fangobagnoterapia, soprattutto nel termalismo sociosanitario, era assolutamente la risposta e lo è tutt'oggi la risposta ideale per determinate patologie. Però questa accezione sanitaria oggi deve misurarsi con l'aspetto turistico, perché le nostre realtà avendo ognuna il proprio centro stabilimento interno, sono delle realtà sia dall'anima turistica, quindi opposte ad un mercato che deve saper interpretare, che nell'anima sanitaria e salutistica. Certo. Detto questo, dobbiamo chiederci che cosa il mercato
che cosa il mercato chiede. Cosa come sapore di chiede e parola. come potete porvi in questa nuova sfida. Giusto per essere precisi, anche perché è aperto a tutti, è una serata aperta a tutti, sarete al Teatro Congressi Pietro D'Abano di Abano Terme, appunto lunedì sera 5 novembre. Sono molte davvero le personalità che interverranno dal mondo del commercio, degli albergatori, le istituzioni, quindi gli amministratori, ma anche molte menti così innovative che davvero daranno il loro contributo per questo rilancio. Assessore, dicevamo quindi amministrazioni e consorzio che poi insomma se vogliamo ingloba nella sua struttura proprio le amministrazioni insieme per un rilancio turistico. Un rilancio turistico che secondo lei di cosa necessita oggi? Il turismo in questo caso del vostro territorio termale dei Colli Euganei di cosa ha bisogno? Beh, noi Di essere visto a livello internazionale, di avere un maggiore appeal anche verso altri tipi di mercato turistico, di interagire con altri settori turistici, di cosa ha bisogno? Sì, quello che ha bisogno, e credo che Mauro l'abbia centrato appieno, e faccio un passo indietro appena siamo andati in amministrazione, è stato il fatto che ci siamo accorti che non c'è la promozione. Ci siamo visti che promozione era proprio zero e quindi la difficoltà a comunicare all'esterno le nostre eccellenze, il nostro fango, la nostra acqua termale, tutto questo, ci siamo accorti che fuori non lo sapevano, cioè per esempio fuori nella Lombardia siamo stati a Bergamo, hanno detto ma Abano che cos'è, dov'è? E quindi ci siamo accorti che proprio era una mancanza Proprio vicini di casa, quindi, vicini di nel casa senso di... e quindi ci siamo resi conto che la promozione proprio era la prima cosa che dovevamo prendere in chiave mano. per... Difatti Mauro ha fatto un'operazione eccezionale sotto questo aspetto. Ecco, io volevo dire anche che come amministrazione comunale ci stiamo impegnando tantissimo, noi facciamo parte anche dell'ANCO, no? Dove c'è anche la Federterme che partecipa eccetera, e quindi come comuni termali con l'ANCOT noi cerchiamo appunto, abbiamo fatto già delle intese anche col Ministero della Sanità appunto per quanto riguarda la prevenzione e per quanto riguarda anche la riabilitazione, quindi stiamo lavorando intensamente anche su questi fattori, su queste idee per portare avanti appunto che venga riconosciuta anche a livello assistenziale anche la riabilitazione. Certo, quindi non solo turistico ma anche proprio Esatto. prettamente sanitario il rilancio. Da questo punto di vista, se posso intervenire, il collegamento è immediato. Il fattore di novità non è soltanto dal punto di vista della promozione o del territorio che deve affermarsi con una nuova reputazione, concetto molto importante, molto più forte dell'immagine. Certo. Quindi non è una campagnetta pubblicitaria, non è solo superficialità, non è un maquillage, ma non è è maquillage. contenuto Ma vero di e fatto proprio. di assolutamente nuovo c'è che con il centro studi, che è il centro studi termali in questa materia, il più accreditato, il più affermato a livello europeo, questo nostro primato di centro termale europeo più importante deve essere sviluppato in una vera e propria gamma di prodotti termali, cioè gli studi andranno con una ricerca continua, scientifica continua, a sviluppare tutte quelle applicazioni, quei prodotti che possono, a seconda delle proprietà antinfiammatorie o antiossidanti, andare ad arricchire una vera e propria gamma di prodotti termali. Questo è assolutamente innovativo per la logica invece del monoprodotto, monomercato. Quindi nuovi prodotti che possono andare a nuovi mercati, perché non ci limiteremo in quelli tradizionali della Germania e dell'Austria che rinforzeremo riqualificandoli, ma anche verso la Russia per la quale siamo capofila per la Regione Veneto delle attività fieristiche e promozionali, ma anche per i cosiddetti BRICS che sono le aperture nuove. Una nuova comunicazione fondamentale perché, come ha visto nel programma, intervengono, come dire, consulenti, collaboratori di altissimo livello. Lorenzo Marini Group non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro avete proprio iniziato anche con una campagna pubblicitaria, chiamiamola così. Un nuovo modo di dire acqua e fango è proprio questo. Se abbiamo nuovi prodotti avremo nuovi centri termali, a questo proposito va citata la collaborazione con la Daniele Lago e la Lago Studio, perché? Perché presto si innescherà un meccanismo continuo di ricerca e di innovazione, ma le vere idee che vengono da ogni parte del mondo, perché saranno concorsi, workshop che produrranno le idee architettoniche e di design per i nuovi centri termali che ospiteranno i nuovi prodotti con un nuovo linguaggio termale. Quindi anche un modo per mettere in circolo, se vogliamo, delle professionalità, magari giovani, magari innovative, anche per rilanciare non solo il settore termale, ma poi tutto quello che è collegato. Non solo, ma il tema è delicato e molto attuale, anche quello dell'occupazione. Ci sono nuove figure professionali che dovranno nascere proprio da questa spinta innovativa, il che significa quindi avere un approccio veramente strategico alla questione, una riflessione profonda,
che probabilmente la crisi ha generato, ma che deve disegnare un nuovo corso. Poi, È triennale certo. e quindi con questa visione. Perché è interessante anche un po' il titolo che avete dato alla serata e che è un po' il titolo del percorso, ci siamo, a noi la crisi è bastata per fare squadra, e credo sia interessante il fatto che la crisi venga vista appunto e percepita non solo come fattore negativo, che sicuramente è, perché rende difficile la vita e lo sviluppo di molti settori, ma venga percepito anche come uno stimolo proprio per andare avanti, per forse iniziare a percorrere nuove strade, no? Nuove strade e insieme, perché poi l'altro concetto fondamentale è proprio questo. Proviamo ad immaginare per un attimo tutto il comparto termale e uganeo come un'unica grande azienda. È un'azienda da 350 milioni di fatturato, da più di 4.500 addetti, con 20.000 posti letto. Stiamo parlando della maggiore industria alberghiera italiana, a livello termale la maggiore europea. Ora, mantenere questi primati, dobbiamo entrare in quest'ottica, dobbiamo cambiare per continuare a mantenerlo. Siamo attaccati da una parte da concorrenza sul prezzo o altre destinazioni, oppure dai concetti di terme e spa, che guardi, mi permetta la battuta, spa non è solo per anziani, spa è un concetto di salus per aquam, e quell'acqua, quella vera acqua benefica ce l'abbiamo noi. Capisci che allora bisogna ripartire proprio da questo grande tesoro, non basta più dire che è la migliore, bisogna proporla in un modo che il mercato possa ricevere. Mi viene da chiederle, Mauro, poi torno anche a lei assessore, anche se i nostri minuti stanno scorrendo velocissimamente, serviva la crisi per ripensare a un rilancio, per reinventarsi? Le posso rispondere con una battuta? Sì. A noi questa crisi basta. Esatto. No, Direi che basta così. Il fatto che magari se ci avessimo pensato prima ad alcune cose, forse non saremmo arrivati neanche alla crisi, no? Sinceramente le darei un altro tipo di risposta. Le dirò che fino a una decina d'anni fa eravamo veramente i più forti e non soltanto i migliori, i più bravi. Forse, no? Ma questo è naturale, nessuno è biasimabile per il fatto di non aver operato determinate scelte, né insieme né altro. Però devo dire che siamo stati bravi a livello di eccellenza individuale, come molto spesso è un'italianità quella della leadership, no? Per il fatto che ad oggi, se possiamo fregiarci ancora di questo primato, è perché noi abbiamo saputo reagire alla crisi, anche forse in modo immediatista, di pancia, creando i centri benessere, cioè intercettando quello che era il nuovo stile di vita e le richieste del mercato dello short break, come si chiama in termini, cioè del weekend e del benessere. Direi che noi siamo a buon titolo la testa del termalismo tradizionale rispetto alle altre stazioni termali tradizionali che oggi possiamo richiamare alla mente. Dobbiamo riconquistarlo nel nuovo termalismo, ma abbiamo una grandissima opportunità, abbiamo la materia prima per poter rilanciare questo, e a questo proposito siamo alla testa anche di nuovi progetti a livello mitteleuropeo, cioè tra le più blasonate spa di Oltralpe, come località tedesche Baden-Baden, Bad Klaikisheim, Carlo Vivari, e noi ci siamo come Abano Montegrotto, leader di questi movimenti europei, perché in questo dobbiamo affermarlo, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista storico, che dal punto di vista della spinta innovativa in termini di idee di proposizione. Basterà partire con gli imprenditori più innovatori e più convinti, insieme con i commercianti e con la sensibilità dell'amministrazione pubblica, come si sta dimostrando. Assessore, velocissimamente, anche se servirebbe poi molto più tempo, secondo lei il nostro Paese, parlo un po' allargando la visione a livello nazionale, punta sul turismo o dovrebbe puntare di più sul turismo? Siamo un Paese che potenzialmente davvero potrebbe vivere solo di turismo. Forse... Noi per natura siamo dediti al turismo, però mi sembra che questo governo proprio del turismo, insomma, da quello che abbiamo visto dai fatti anche per le nostre terme, per le nostre città, mi sembra che proprio non ci siamo. Speriamo, insomma, che ci sarebbe bisogno nel di una prossimo maggiore futuro, considerazione del turismo come veramente come potenziale PIL interno. Guarda, io dico una cosa, noi come territorio più grande d'Europa termale, ecco, noi non abbiamo mai avuto nessun aiuto, nessun fondo, mai avuto niente, nemmeno dalla regione, quindi aspettiamo sempre fiduciosi che qualcuno ci dia una mano, ma diciamo appunto che questa crisi calza a pennello, però adesso siamo stanchi, le eccellenze ce le abbiamo. La regione lunedì sera è rappresentata. Il dialogo è continuativo, l'attenzione è stata dimostrata in altre circostanze. È diverso l'approccio, è cambiato l'approccio anche per quanto riguarda loro nei nostri confronti e reciprocamente.
si procede per progetti. Ecco perché il Beh, piano è anche giusto viene che sia presentato. così, insomma, no? Assolutamente, È più cioè, non c'è concreto, più. Sì, quindi sì, assolutamente. Mauro, un'altra cosa, a chi vi rivolgete? Qual è il mercato che in questo momento, al quale in questo momento sentite di dovervi rivolgere? Anche al cittadino che ha magari un medio tenore di vita e che però vorrebbe usufruire dei servizi termali, per esempio, e in questa fase difficile come rivolgersi anche a lui, per esempio? Sa che dobbiamo affrontare una situazione estremamente complessa in modo articolato, quindi qui siamo di Anche fronte. diversificato. Diversificato, benissimo. La parola è esattamente questa perché il termine è questo, stiamo diversificando il prodotto termale, Giustamente. senza dimenticare le 5 argille color che per esempio nell'ambito cosmeceutico significa essere presenti anche in quel mercato con un rilancio e con canali di commercializzazione e distribuzione specifici per questo, quindi vede che c'è proprio i fondamentali del marketing sono rispettati, abbiamo diversificazione di prodotto per poterci differenziare come offerta nel grande mercato termale della salute e del benessere, rivolgendoci a nuovi mercati che fino a ieri potevano essere considerati o inaccessibili o non giustificabili. Quindi io adesso le dico, difficile darle un target unico. In Italia il target va con un nuovo modo Forse è anche giusto un nuovo che sia modo, così. sarà l'argilla biotermale con un neologismo che non è così futile e superficiale, si tratterà di rivolgersi effettivamente a un pubblico nuovo che ama prevenire anziché curare, ma secondo un concetto di prevenzione positivo. Non prevenire un male, ma significa avere cura di sé. In questo senso il mercato è veramente importante e si aprirà a target sia socio-economici, psicografici o d'altro estremamente più ampio. Sui mercati tradizionali come la Germania ci sono canali che sono aperti ma che in questo momento non ci hanno visto protagonisti semplicemente perché curavamo e non ci proponevamo come prevenzione, dove in Germania lei sa bene che proprio come lotta alla spending review che hanno forse percepito prima di noi, come contenimento della spesa sanitaria, si sono spostati proprio dalla terapia sulla prevenzione per diminuire la spesa sanitaria, Certo. ma anche per migliorare lo standard qualitativo di vita medio. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo, in realtà ci sarebbero anche altre cose interessanti da approfondire, ma allora invitiamo a questo punto chi ha voglia di essere presente lunedì sera ad Abano Terme, al centro congressi. Ci siamo, quindi il rilancio del Terme Allora, Euganee è partito e adesso si comincia concretamente a ragionare sui progetti, giustamente come avete detto bene. Io vi ringrazio, grazie Assessore, in bocca al lupo Grazie. quindi anche per il lavoro futuro da fare, Grazie, ce n'è molto. ce n'è. Presidente Voltolina, Grazie a lei. in bocca al lupo e davvero anche complimenti per la macchina organizzativa che avete messo in piedi, questa sinergia importante che avete avviato. Vi aspettiamo tutti. Grazie. Grazie ancora, li trovate anche su Facebook, ci siamo, il rilancio delle Terme Euganee e anche i social network sono impegnati a espandere poi il percorso di questo rilancio che è partito. Noi invece ci troviamo tra pochissimo nella seconda parte di Chiacchiere e Caffè. Eccoci nella seconda parte di Chiacchiere e Caffè di questo martedì. Lasciamo il comparto delle Terme Euganee e vi ricordiamo lunedì sera al Centro Congressi di Abano Terme questo incontro sul rilancio proprio del settore termale. Adesso cambiamo completamente argomento, anche se in realtà un po' in tema rimaniamo, perché con l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Stefano Ferrio, benvenuto, scrittore, docente universitario nel settore della comunicazione e poi tra pochissimo avremo anche un collegamento telefonico. Parliamo dell'associazione Progetto Marzotto che da 2 anni a questa parte in particolare ha promosso proprio un'iniziativa. Lo scorso anno si intitolava L'Italia che vorrei, eravamo anche nel 150° anniversario dell'unità e quindi era proprio, eravamo proiettati anche sull'Italia che avremmo voluto e che vorremmo. Quest'anno invece l'ambiente che vorrei. Allora, Stefano, tra poco raggiungiamo Cristiano Seganfredo che è il presidente dell'associazione Progetto Marzotto, però con lei intanto vorrei subito farle raccontare che cos'è un po' questo progetto, l'Italia che vorrei. Lei ha realizzato anche proprio la raccolta degli elaborati del progetto dello scorso anno, della prima edizione, che è rivolta agli studenti della provincia di Vicenza, e studenti sia della scuola primaria di primo grado e di secondo grado, quindi dai piccolini a quelli un po' più grandi. Ecco, che cos'è
Che cos'è l'anima di questo progetto voluto da Giannino Marzotto, lo ricordiamo? Ecco, Ecco, l'anima era proprio lui, forse. sì, è una delle sue più belle eredità, perché Giannino Marzotto è stato un italiano tout court, membro di una famiglia che ha contribuito a fare la storia industriale del paese, nonché vincitore prestigioso delle 1000 miglia degli anni 50, quindi un personaggio che è molto legato all'Italia e lo ha dimostrato investendo risorse e tempo in questa associazione Marzotto, la cui prima grande iniziativa è stata collegata col 150° Unità d'Italia e si è realizzata attraverso questo concorso che ha coinvolto più di 1000 studenti, dai 6 ai 20 anni, i quali da soli o in gruppo hanno risposto a questo quesito, l'Italia che vorrebbero questi ragazzi, e lo hanno fatto nei modi più vari, scrivendo poesie, realizzando cortometraggi, video, sommergendo la giuria veramente di una messa incredibile di prodotti. E questo secondo me è proprio a dimostrazione del fatto che il famoso paese reale di cui si parla spesso, anche costituito dalle sue generazioni più giovani, ha dei legami e delle radici insospettabili, anche degli entusiasmi straordinari che la classe dirigente di questo paese attualmente non farebbe molto supporre. Stefano, li ha raccolti in questo volume, in questa pubblicazione che appunto raccoglie quelli che sono gli elaborati principali, forse tutti, anzi, o i premiati e selezionati. perché tutti sarebbe stato difficile. Che cosa ha notato? In questo caso, che Italia avrebbero voluto e vorrebbero questi ragazzi? Beh, innanzitutto è fondamentale il rapporto che loro hanno avuto con i loro insegnanti, che indubbiamente, soprattutto a livello delle scuole primarie, li hanno guidati, indubbiamente. Però anche nella relazione con gli insegnanti sono nate comunque delle opere interessanti. Io credo che mi piace sottolineare, a emblema di questo concorso, una ragazza di un istituto d'arte che ha realizzato, purtroppo non possiamo farlo vedere, un bellissimo plaid sull'Italia, ha trasformato l'Italia in un plaid, quindi con la sua fantasia, con la sua creatività ha superato il concetto antico di bandiera, che comunque rimane, ma lo ha attualizzato in questo patchwork dove quest'Italia a macchie di lana e di altri tessuti si compone in un qualcosa che non è solo tricolore nazionalistico, ma anche testimonianze di un paese molto stratificato, molto composto, abitato anche da molti cittadini che non sono nati qui e che tra l'altro hanno contribuito in modo importante alla realizzazione di questo progetto e quindi l'Italia che loro vorrebbero, questi ragazzi dimostrano di volere, è talmente diversificata che è difficile sintetizzarla, ma sicuramente è un luogo in cui avrebbero tanta voglia di riconoscersi e di ritrovarsi, una casa aperta nel mondo. Posso chiederle, magari lo chiediamo anche a Cristiano tra pochissimo quando lo raggiungiamo telefonicamente, lo scorso anno Giannino Marzotto era presente alla prima edizione di questa iniziativa, quest'anno no, perché è mancato lo scorso luglio. Come aveva vissuto il lancio di questa iniziativa e anche la grande partecipazione che poi aveva avuto da parte dei ragazzi? Con un grande entusiasmo e credo che dal punto di vista anagrafico aveva i suoi anni, ma dal punto di vista ideale era sicuramente emotivo, era sicuramente allo stesso livello dei ragazzi. Credo che abbia dato soprattutto questa lezione ai concorrenti che sono riusciti a coglierlo, che l'hanno visto più da vicino, che si può essere ragazzi anche a 80 anni suonati, perché lui aveva avere una visione futura del proprio territorio, del proprio paese. Perché credo che sì, questo soprattutto lui ci abbia voluto dire, che è ancora possibile vedere un futuro in questo paese. Certo. Allora, prima di raggiungere Cristiano Seganfredo, che forse abbiamo il telefono, pronto? Buongiorno, bentrovati. Cristiano, buongiorno, presidente Buongiorno. della
associazione Progetto Marzotto non sta molto bene, altrimenti sarebbe qui fisicamente con noi. Intanto la salutiamo anche per questo. Infatti, scusate, ma i malanni di stagione. Il cambio stagione purtroppo non risparmia nessuno. Cristiano, stavamo chiacchierando proprio con Stefano Ferrio della prima edizione, in questo caso, del progetto Marzotto. Grande partecipazione, grande entusiasmo che da parte dei ragazzi, e credo anche in questa seconda edizione che si è occupata invece dell'ambiente, di cui magari adesso parleremo. Chiedo anche a lei un po' qual è l'obiettivo principale di questo progetto, di questa iniziativa che, lo ricordiamo, assegna delle borse di studio per 40.000 euro circa, quindi 30 borse di studio per un complessivo ammontare di 40.000 euro che poi i ragazzi possono utilizzare per la loro formazione futura, insomma. No, infatti inquadro il progetto all'interno di questo singolo progetto, all'interno di un progetto più ampio che guarda proprio al futuro di questo paese. Pensiamo che ci sia ancora un futuro, come diceva giustamente Stefano adesso, come dicevate in studio. C'è una grande energia, però bisogna guardare attrezzati culturalmente, costruire attrezzati culturalmente il futuro. Noi cerchiamo di farlo in modo molto concreto, per cui liberando l'idea che il sostegno ai giovani sia semplicemente una stretta di mano, una pergamena da mettere. Sostegno a parole, insomma. Sì, a parole, ma devono essere azioni molto concrete. Queste azioni cerchiamo di farlo su un territorio più ristretto, che è il territorio magari locale, vicentino e veneto, assegnando queste borse di studio, coinvolgendo il sistema della formazione che comprende tutto l'arco istituzionale, fino ad arrivare all'ambito italiano, al tema dei giovani e l'Italia, che si fa attraverso l'impresa, per cui sosteniamo un premio che si chiama il premio maggiore, che è il premio Gaetano Marzotto, che in questo caso dà 500.000 euro ogni anno in premi in denaro per la nascita di nuove imprese. Per cui si rincorrono due operatività, una che è quella della formazione, questa che state vedendo adesso, e quella che si concluderà proprio a Vicenza il 17 novembre con l'assegnazione del secondo premio Gaetano Marzotto, che ha visto concorrere per questa somma importante più di 1.200 idee di nuove imprese che provengono proprio da giovani brillanti futuri imprenditori dal mondo dell'università, della scuola, per cui un paesaggio variegato che comunque dà l'idea che l'Italia c'è ancora, che sia ancora possibile intraprendere, che sia possibile fare un'impresa, che è l'impresa in questo caso l'impresa sociale del paese. Certo. Noi non vogliamo essere puntuali, ma ragionare più su un tema di ecosistema da costruire. Quindi assieme ad uno un sviluppo è network possibile, avanzato. ed è possibile anche uno sviluppo sostenibile, ecco, in quest'ottica, indubbiamente. Quindi ha fatto bene a ricordarlo, Cristiano. Il 17 novembre prossimo consegnerete quindi quest'altro premio molto più consistente, 500.000 euro, a qualche start-up, chiamiamola così, imprenditoriale, giovanile. Possiamo chiederle, Cristiano, qualche anticipazione? Che tipo di idee sono arrivate imprenditoriali e che avete scelto di premiare? Beh, le idee devono avere una caratteristica che è quella che rende poi interessante l'economia anche contemporanea, che devono avere un seme di sostenibilità. Alla fine la lezione di Giannino e prima ancora del padre Gaetano aveva fatto una grande impresa alla metà del Novecento, però era un'impresa che aveva una fortissima matrice sociale, cioè si inventa una città, costruisce il teatro come le piscine, come le istituzioni sociali e ricreative. Le imprese che noi cerchiamo e che pensiamo possono essere interessanti anche per il mondo e non semplicemente per la nostra regione e per il paese, sono imprese che devono avere questa sensibilità sociale, questa sostenibilità, che è una sostenibilità non semplicemente green, ma che tocca anche gli aspetti appunto della società come della cultura. Ci sono su queste 1.200 imprese presentate idee di nuova impresa, sono arrivate veramente in posizioni molto diverse che vanno dal sociale, dalla cooperativa sociale fino al controller per i satelliti, per cui le idee sono molto diverse. Quasi. I finalisti ce ne sono alcune secondo me molto molto carine, non so, per dirvi dei ragazzi padovani hanno fatto un macchinario che ti permette di filtrare l'acqua, di desalinizzare l'acqua
senza i costi dei filtraggi, cioè praticamente attraverso, con un costo molto basso, permette ad una fascia molto ampia della popolazione mondiale di ottenere acqua filtrata. Per cui c'è un mercato enorme da una parte, però c'è anche un mercato sociale infinito, e per cui è molto sostenibile, ed è il tipo di impresa che noi cerchiamo, cioè imprese che stiano in piedi, che generino lavoro. C'è anche molta creatività, molto ingegno in tutto questo, quindi sostenete e promuovete proprio anche questo, che è forse una caratteristica anche dell'imprenditoria italiana, quella della creatività e dell'innovazione, credo. Bisogna renderla però competente e contemporanea. Forse il limite del paese è che è poco contemporaneo, bisogna essere molto attrezzati culturalmente per leggere il mondo, e solo se siamo attrezzati culturalmente possiamo rispondere con un'idea di impresa che sia, o un servizio o un'azione che stia nel mondo. Per cui noi vogliamo, lo vogliamo, è un po' ambizioso come tema, ma la creazione di un ecosistema dovrebbe permettere di innalzare l'asticella e di far sì che la progettualità diventi una progettualità più consapevole, che però guarda al mondo e non guarda il nostro territorio suddiviso in tante piccole trincee che sono i microcomuni. Tanti piccoli giardini, ma un grande parco unico, quindi, indubbiamente. Questo è molto bello, alziamola questa asticella, Cristiano, ci verrebbe da dire, voi ci state già pensando, lo state già facendo concretamente. Grazie ma lo davvero fate per anche questo... voi dandoci lo spazio, cioè nel senso che è una cosa che doveva fare tutti assieme, certo, dai media fino alla politica. Questo è vero, è anche un suggerimento importante che rilanciamo anche noi. Diamo appuntamento il 17 novembre quindi al Teatro Comunale di Vicenza per questa seconda premiazione, quindi in questo caso del premio Gaetano Marzotto. Grazie Cristiano per essere stato con noi e insomma, si rimetta presto, ecco. Speriamo, infatti. Grazie ancora a Cristiano Seganfredo, che è il presidente dell'associazione Progetto Marzotto. Tra l'altro ricordiamo anche il sito, che è progettomarzotto.org, se avete voglia di approfondire un po' le tematiche. Stefano, prima di tornare da lei, io farei vedere un paio di minuti il video che racconta un po' gli elaborati che sono pervenuti lo scorso anno nella prima edizione, quella del 150esimo, quindi l'Italia che vorrei. Vediamo.
rettifica, questo era invece proprio relativo a questo video, era relativo ad alcuni degli elaborati dei lavori che sono arrivati per questa seconda edizione del premio del progetto Marzotto, proprio sull'ambiente che vorrei, anche se in realtà Stefano, mentre guardavamo, si diceva assomigliano e hanno un richiamo in realtà all'Italia che vorrebbero. Sì, c'è una continuità che secondo me è dovuta a un fatto. I nostri ragazzi, come ricordo erano anche le nostre generazioni quando andavamo a scuola, hanno bisogno di due cose a scuola che hanno molto, invece che ricevono molto poco, che sono attività fisica e creativa. E quando si riesce a dare la stura alla loro creatività nel modo più insieme competitivo e giocoso, come nel caso di questo concorso, i risultati sono immediati. Poi possono essere giudicati dal punto di vista estetico nel modo più vario, però sicuramente quello che colpisce è la messa, la quantità e l'entusiasmo che questi ragazzi mettono. Adesso volevo mostrarvi per esempio, fra i lavori premiati nell'Italia che vorrei, c'è questa deliziosa collana che è un mix di regioni, di pezzi d'Italia che la studentessa Elena Arturo, che tra l'altro fa il liceo scientifico, che quindi non è propriamente iscritta a una scuola per designer, ha realizzato, non so se si vede, eccola qui. È una sorta di braccialetto. È una sorta di braccialetto, sì, una sorta di braccialetto con le regioni d'Italia. Un gioiello di paese. Un gioiello di paese. Lo aveva ribattezzato. Esatto. E questo è uno dei tanti esempi che si possono trarre da questo libretto. Tra l'altro un libretto che Giocoforza ha dovuto escludere la maggior parte dei lavori, nel senso che qui c'è una qualche decina di elaborati che vengono commentati e raccontati. E certo, ce ne sono molti altri che sono rimasti fuori, ma scartabellando anche in mezzo ai lavori esclusi si trovano comunque degli spunti, delle visioni e dei sentimenti dell'Italia che sono molto toccanti e che raccontano principalmente una cosa: nelle nostre famiglie è rimasta ancora una nozione viva di un paese che abitiamo pur tra mille difficoltà. Avete premiato il concorso, la seconda edizione, quindi l'ambiente che vorrei, proprio i primi di ottobre, e invece domenica avete presentato questo volume al forum dei libri a Vicenza. Sei anche giornalista, Stefano, oltre alle molte cose che fai. Raccontiamo abbastanza questa Italia che i ragazzi vorrebbero, questo ambiente che vorrebbero? Diamo abbastanza spazio? Non lo diamo, sappiamo già che la risposta è no, però forse dare un po' di respiro in più alla positività e alla creatività di questi ragazzi sarebbe utile. Sì, forse a maggior ragione in un momento di crisi come questo, in cui Giocoforza dobbiamo riflettere e ragionare su tante cose e siamo anche coinvolti in processi di trasformazione di cui non vediamo ancora la fine. Però indubbiamente crisi vuol dire cambiamento. So che guardiamo alla piccola parte piena di un bicchiere vuoto che è segnato da ben altri problemi, però cambiamento può significare anche positività e secondo me dovremo, siccome sicuramente ci sarà anche una decrescita positiva a mio modo di vedere, nel senso che questa crisi ci può permettersi di liberarci di tante sovrastrutture, di tante cose, di tanti fardelli inutili, e invece concentrarci sulle cose importanti su cui basare la nostra esistenza. La parola valori è un po' troppo abusata, ma comunque è una parola di riferimento. Sì. E sicuramente la fantasia è uno dei valori più straordinari che tutti condividiamo, a prescindere dalle nostre intelligenze. Ecco, siamo quasi in chiusura, però volevo chiederti, raccoglierai in un volume anche gli elaborati premiati in questa seconda edizione sull'ambiente. Che cosa ti ha colpito? So che è difficile è sempre una domanda difficile, però c'è un progetto che ti ha colpito particolarmente? Più che un progetto è una visione d'insieme che mi ha colpito, perché ed è anche confortante. Si vede che nelle nuove generazioni è stato assimilato un concetto di ambiente come bene prezioso e condiviso. Questa è una cosa che si percepisce in modo immediato, valutando il disegno di questo piuttosto che la poesia di quest'altro, ma la cosa importante è che proprio rispetto a 20-30 anni fa anche le generazioni più giovani hanno subito
un concetto forte di ambiente trasmesso dalle istituzioni e dai loro genitori, e questo indubbiamente è un dato segnale, direi. Questo è sicuramente un buon segnale, assolutamente. Potevamo chiederlo anche a Cristiano, lo chiedo a te che comunque fai parte della giuria e del comitato scientifico del premio e del concorso Progetto Marzotto. Dopo l'Italia e dopo l'ambiente si può avere un'anticipazione su che cosa chiederete ai ragazzi il prossimo anno? Credo che l'edizione dell'anno prossimo sia personalmente quella che mi stimola di più, perché si intitola Il lavoro che vorremmo. Quindi cominciamo già a metterli di fronte a quella che sarà sicuramente una difficoltà, ma magari anche invece proprio certo. uno stimolo e una sfida che devono affrontare. Possiamo già essere certi che verranno fuori delle grandi sorprese. Sarà interessante poi esattamente parlarne magari e magari da quello partire per una riflessione anche con il mondo degli adulti, visto che voi vi rivolgete con questo premio ai ragazzi, ma che poi è collegato con l'altro premio Gaetano Marzotto, che quindi va a premiare proprio delle start-up innovative e magari anche coraggiose in tempi difficili come questi. Io ringrazio davvero Stefano Ferrio, che è stato con noi per raccontarci il progetto Marzotto. C'è un sito che è progettomarzotto.org se avete voglia di approfondire, e lo ricordiamo, il 17 novembre prossimo al Teatro Comunale di Vicenza ci sarà la premiazione invece di questi giovani e innovatori imprenditori. Grazie anche a Cristiano Seganfredo che si è collegato con noi. Chiacchiere e Caffè si ferma qui, ma torno domani puntuale come sempre alle 13. Buona giornata. We get it almost every night when that moon